Sono persone per le quali la Sardegna non è solo un luogo geografico, non è un'isola in cui ci è capitato vivere, è la nostra patria, cioè la terra in cui sono nate le nostre famiglie e in cui vogliamo esplicare la nostra attività, la nostra passione, oltre che allevare i nostri figli. Il periodo precedente in Urali, direi anzi precedente anche altri aspetti di cultura successivi a quelli di Ozieri, della parte di Roma, cioè quelli di un tempo che viene chiamato Neolitico, cioè quando già si comincia a scoprire il metallo, no? Il rame, in particolare l'argento, no? C'è una bella differenza tra l'uno e l'altro, no? Ci sono anche delle differenze sostanziali e direi che adesso venendo propriamente alla cultura di Ozieri vorrei dire quasi che è una cultura che in qualche modo non è inferiore a quella dei Nurali, non è inferiore a quella dei Nurali. La cultura di Ozieri non è semplicemente una cultura, intanto è una cultura di agricoltori e pastori, no? È una cultura di uomini che lavorano la terra, fanno produrre la terra. È una cultura che già introduce la coltivazione del rame ed è una cultura che lavora in gran numero per ottenere prodotti ancora più importanti, cioè l'arte, l'architettura, l'arte, la scultura, e quindi tutte queste manifestazioni dell'attività non soltanto materiale dell'uomo, ma anche dell'attività spirituale, estetica dell'uomo. È il tempo in cui, come diceva Loreggio, l'uomo si diffonde maggiormente in Sardegna, non è soltanto attaccato vicino al mare, no? Ma pur essendo e avendo importanti insediamenti vicino al mare, intorno agli stagni e così via, si addentra anche nella Sardegna in quei tempi. E questa di Ozieri è una cultura diffusa in tutta la Sardegna, nella pianura, nelle colline, addirittura penetra addirittura nella montagna, nelle zone più interne della Sardegna. Diciamo che è una cultura che possiede la Sardegna. Possiamo chiamarla in qualche misura, non dico proprio una cultura nazionale della Sardegna, ma ovviamente una cultura che invade tutta la regione della Sardegna. L'uomo è dappertutto diffuso, è un'antropizzazione notevole. Quali sono le cose più rilevanti? A parte la ceramica che è bellissima, cioè la ceramica della cultura di Ozieri, non solo quella dipinta, quella incisa in modo particolare, è indubbiamente molto più bella della ceramica, è molto più articolata nelle forme, molto più articolate nelle contemporazioni di quelle della cultura di Nurali. Ma è in questo periodo del Neolitico, non soltanto nel tempo di Ozieri, ma ancora prima della cultura di Ozieri, in quel tempo che noi chiamiamo del Neolitico medio, che cominciano a essere presenti non più soltanto la grotta, no, come abitazione o come tomba, no, ma addirittura c'è già la tomba artefatta, c'è già la tomba costruita. Si conoscono le prime tombe, diciamo, le prime grotticelle artificiali, che si distinguono per essere delle grotticelle artificiali sotterranee, no, propriamente sotterranee, alle quali si introduce per mezzo di un pozzetto, no? Un pozzetto e poi il morto lo si pone in una celletta. No? Non sono molte quelle che conosciamo fino a questo momento, ma ce ne sono molte di interessanti. Poi, in modo particolare, durante i tempi del Neolitico recente, che è quello della cultura trentina, abbiamo una fioritura di grotticelle artificiali, non più soltanto le grotticelle semplici come una sola cella, con molte celle, le culture, abbiamo delle tombe dipinte, abbiamo delle tombe decorate con graffiti, abbiamo degli raggruppamenti di tombe numerose, no? In diversi posti, per esempio ad Angelo Ruio c'è un cimitero estesissimo di grotticelle artificiali,
Se poi scegliamo qui in Sardegna, giù a Montesso, il gruppo più numeroso di crocicelle artificiali, o per stare nella Sardegna centrale, il gruppo di Sant'Andrea Pria, numerosissimo di sede centrali, e quindi è indubbiamente numerosissime, il che significa che le crocicelle artificiali corrispondono a tanti villaggi che c'erano anche nel Neolitico, purtroppo villaggi di cui non restano le strutture delle sedi. Non troviamo villaggi rurali, troviamo, diciamo così, muri che possano testimoniare così visivamente. Soltanto raccogliamo la superficie del terreno, le ceramiche, quello che è. Ma vorrei mettere in evidenza soprattutto due crocicelle artificiali della Sardegna di grande importanza. Una è quella di Tiesi, nella quale è una crocicella semplice, no? Con una cella e un'anticella, nelle quali sono rappresentate in pittura, tanto è tutta dipinta la tomba di Tiesi, no? E poi sono rappresentate nel fondo della celletta posteriore, sono rappresentate intanto la porta finta, no? Una porta finta, che la porta finta indica l'infero, no? Cioè l'aldilà. Poi al di sopra della porta finta ci sono delle corna bovine, no? O taurine, no? Non una soltanto, ma diverse corna taurine, no? Sovrapposte, no? Dalle quali pendono attraverso un filo pendono degli oggetti circolari, no? Che probabilmente possono essere interpretati come probabilmente del sole, no? Dei soli, no? Un'altra tomba molto interessante, una tomba dipinta, è stata trovata recentemente a Bonorva, no? Che è anche pubblicata nel museo di Bonorva, no? Ed anche questa è una tomba, in termini della cultura di Ozieri, una tomba scavata in roccia, tutta dipinta, le pareti, il soffitto dipinto, il soffitto che imita il soffitto delle case, no? Perché la tomba del morto riproduce la capanna dei vivi, ma quello più interessante è che su uno dei pilastri che reggono il soffitto di questa tomba è scolpito e dipinto l'albero della vita. Questa è una cosa di grande interesse, l'albero della vita. L'albero della vita è l'albero che mette in relazione la terra con il cielo, no? Qui sarebbe stato interessante poter produrre un'immagine, ma cercherò di descriverla, no? C'è un elemento verticale, no? Che rappresenta l'albero, e poi all'atto di questo elemento verticale ci sono delle spirali, no? Delle spirali, anzi due partite di spirali sovrapposte che vogliono indicare i rami, no? Dell'albero, cioè la spirale strizza in questo modo, strizza l'albero, e poi da questo albero nasce la figura di un toro, no? Cioè nasce la figura di una testa di un toro, no? Rappresentata con gli occhi, rappresentata col muso, eccetera, e dipinta, no? Quindi interessantissimo, no? Questo simbolo. Queste cose sono essenzialmente quelle che possiamo. Andiamo ancora avanti, sempre nei tempi della cultura di Ozieri, anzi probabilmente successivamente nei tempi dell'età del rame, a Sassari, a Monte d'Acode di Sassari, abbiamo un grande monumento in cui già si manifesta un'architettura, no? Il monumento di Monte d'Acode, che non è altro che una produzione in Sardegna unica, non si trova nel mondo occidentale altro monumento come questo, che imita le cosiddette ziggurat della Mesopotamica, no? Sapete, le ziggurat della Mesopotamia erano dei grandi templi. Anche questa di Sassari rappresenta una piattaforma quadrangolare costruita in due tempi, no? Prima un primo nucleo più interno, un po' più remoto, il quale di rettangolare, al quale c'è una rampa che lo precede, no? Dipinto all'esterno con murature piccole pietre, dipinte all'esterno
dipinti anche all'interno, e all'interno di questa struttura c'è una cella, no? Era la cella nella quale si pensava che scendesse la divinità, anch'essa dipinta di rosso, no? Poi questo nucleo centrale viene a sua volta rivestito di una apparecchiatura in grosse pietre, e qui sì che abbiamo un tipo di struttura che in qualche modo annunzia quella dei nuraghi, no? Poi a questa ziggurat sarda, no? Ripeto, unica nel mondo occidentale, unica in Sardegna, unica in Europa, è preceduta da pietre fitte, un arricciamento di pietre fitte che indirizzano al Tempio. Poi vi sono altri elementi che ovviamente precisano la natura templare, no? Del monumento sacro, no? Per esempio c'è una grossa pietra, una grossa palla globulare con delle incave, probabilmente rappresentano una sfera celeste e così via. Per esempio ancora un altro elemento, una tavola con un supporto e con dei fori passanti ai margini, ai quali probabilmente si legavano le vittime che si sacrificavano e così via. E pensate, tutto questo sulla fine del IV millennio e il terzo millennio avanti Cristo. Ecco, questo per dirvi. E per dirvi l'importanza della cultura di Ozieri, non siamo noi sardi a dire, ma lo dice un grande archeologo francese, no? Guilhem, forse il maggiore archeologo francese, il quale dice, no, che la cultura di Ozieri è una di quelle culture che hanno formato la grande cultura universale del Mediterraneo nei tempi del Neolitico, il passaggio al Neolitico. Ecco, mi fermo qui per quanto riguarda la cultura di Ozieri. Devo dire che tra la cultura di Ozieri, cioè il Neolitico recente, no? E il bronzo antico, quando sorgono i nuraghi, c'è un periodo che prepara la civiltà nuragica, no? Quel periodo che chiamiamo con il nome di cultura di Abeanzu, no? La cultura di Filigorsano, periodo nel quale appaiono le prime fortificazioni. Per esempio la fortificazione di Monte Baranta, nella quale c'è un muro di Vicintorio, no? Grosse pietre, no? Che porta ad una struttura rotonda che annuncia in qualche modo la vera e propria torre nuragica. Sono i prodromi della pittura nuragica, quindi i prodromi, no? Della civiltà nuragica, che prende nome da nurago. Però mi preme anche dire questo, no? Altrimenti non riusciamo a capire, diciamo, il sorgere dei nuraghi, no? Cioè come si formano i nuraghi e come si forma la civiltà nuragica, no? Bisogna esaminare l'arte. Io non ho parlato prima di un aspetto particolare dell'arte nel tempo della cultura di Ozieri, lo faccio ora, no? Ma lo faccio ora esaminando l'arte nel tempo della cultura di Ozieri e l'arte nel tempo successivo, no? Di questa cultura che chiamiamo Abeanzu Filigosa, preparatoria della civiltà nuragica. L'arte del tempo della cultura di Ozieri è soprattutto manifesta attraverso le statuette di marmo, statuette di calcite, statuette anche di altre materie, talvolta anche statuette in osso, no? Che sono statuette le più antiche, addirittura sono precedenti la cultura di Ozieri, che sono statuette grasse, no? Adipose, no? Abbondanti, no? Le quali abbondanti nel senso che rappresentano, che cosa rappresentano? Rappresenta la Dea Madre, no? Ma la Dea Madre è assimilata alla Dea Terra, no? La Dea Terra, la terra però raffigura, simbolizzata o pensata come terra fertile, no? Come terra grassa, da cui la statuina identificata con la terra è grassa, no? Tubertosa, la stessa statuina. E la figura della Dea Madre è la regola, il mito, tutta la civiltà di Ozieri, no? Cioè una civiltà che io chiamo della donna,
cioè una civiltà in cui è la donna che è presente. Ci sono il 90%, forse di più del 90% delle figurine, delle statuette di donne, ed è soltanto la dea madre. L'uomo è rappresentato essenzialmente, quindi indubbiamente è un tempo in cui la donna prevale, no? O perlomeno la rappresentanza della donna, della dea, eccetera, prevale. Quindi probabilmente è una cultura che, se non è veramente matriarcale, è qualcosa che si avvicina ad una forma, diciamo così, sociale matriarcale. Poi c'è una rivoluzione. I nuraghi in parte sono strumenti di guerra, no? Ma già in questo periodo che sta tra la cultura degli ozieri, figurine di donna, e quella dei nuraghi, ci sono anche altre, diciamo, manifestazioni che testimoniano, a pari del rame, che testimoniano la presenza di un mutamento di epoca, no? Di un mutamento in cui a questa età pacifica rappresentata dalla donna succede l'età del conflitto. E questa età del conflitto, questa età del nascere della guerra, è rappresentata nuovamente e raffigurata dall'arte. Sono state trovate in numerose luoghi oramai della Sardegna, nella parte centrale della Sardegna, delle statue meliere. Statue meliere sono dei menhir, cioè delle pietre fitte, che hanno però raffigurazioni umane, no? E le raffigurazioni sono non più di donne, ma sono raffigurazioni di uomini armati, no? Di guerrieri. Infatti queste stele presentano soltanto i tratti del viso, no? Il naso in particolare, le sopracciglia, e poi sul petto, sul busto, c'è una raffigurazione che rappresenta un uomo antropomorfo rovesciato, cioè rappresenta il morto, no? L'antenato morto, e soprattutto alla base c'è la rappresentazione del pugnale. In questi ne di più. In altri invece c'è la rappresentazione, quelle della Sardegna centrale di Sudan, c'è la rappresentazione della mazza di guerra. Quindi c'è un cambio epocale, no? Un cambio totale, no? Epocale. Si passa da una cultura di pace, si passa da una cultura di guerra. E questo periodo precede quello dei nuraghi. E qui vediamo l'argomento dei nuraghi. Allora, qual è la prima domanda che mi hai fatto? Ecco, com'è che nascono i nuraghi? In che contesto? I nuraghi nascono con queste premesse. Con queste premesse nascono i nuraghi. C'è già praticamente l'invenzione di una struttura megalittica, cioè di una struttura fatta con grandi pietre a secco. C'è già a Monte Baranta una forma di struttura di monumento che si assomiglia, rotonda, si assomiglia a quella del nuraghe, e quindi da queste premesse nascono i nuraghi. Quindi nasce in Sardegna, cioè è una cosa che nasce da noi, non è portata dall'esterno. Nasce in Sardegna, e anche i nuraghi dobbiamo fare delle distinzioni, perché nuraghe non è soltanto quello, diciamo, di forma classica, cioè il nuraghe costituito da una torre, no? Tronco conica, in forma di tronco di cono, con pietre a filare, talvolta sbozzate, altre volte meglio lavorate, e soprattutto caratterizzato non tanto dalla forma della torre, no? Quanto dai vani, no? Dalle stanze che sono dentro il nuraghe, cioè una o più stanze, una o più vani rotondi, come rotonda è la torre, no? Coperte a falsa cupola. Questo è il punto. Perché in fondo la torre è semplice, è una forma elementare, quella di una torre, una forma assolutamente elementare. E quindi si potrebbe pensare anzi che queste forme elementari nascono un po' in tutti, non c'è bisogno di pensare che nasca soltanto della forma costruttiva, diciamo rotonda. Più interessante è invece l'interno del nuraghe con la cupola. Un tempo si pensava che la cupola, cioè il nuraghe con la cupola, fosse una derivazione da miscele, no? Oggi invece sappiamo benissimo che delle torri con cupola
si trovano anche nel mondo occidentale, si trovano nella penisola iberica, no? Si trovano nella Francia e così via. Questa è ancora anteriore ai nuraghi. Quindi alcuni pensano addirittura che la forma costruttiva del nuraghe con la volta possa essere derivata da stimoli che sono venuti dall'Occidente, ma molto molto prima dei pretesi stimoli che sarebbero venuti da Creta, no? O dal mondo greco, eccetera. Però i primi nuraghi, cioè i nuraghi più antichi, che a mio avviso sorgono oramai verso il 2000 avanti Cristo, è tempo che noi portiamo su l'inizio del nuraghe Sardegna, non hanno la forma rotonda, hanno la forma eccezionalmente rettangolare, ma hanno la forma soprattutto ellittica. C'è il nuraghe Seneghe, no? Per esempio, quei nuraghi che noi chiamiamo a corridoio, no? Che non hanno la volta e che però in sostanza sono anche essi nuraghi. Questi sono i nuraghi più antichi. Posso citarne alcuni, per esempio già il nuraghe Seneghe, no? Ma il nuraghe di Frioroso che si trova in agro di Mogorella, no? I nuraghi di Broncumado che si trova sulla Giara dei Gestoli. Questi sono i primi nuraghi, che chiaramente possiamo datare intorno al 2000, quindi il nuraghe nasce in Sardegna nel 2000. Poi probabilmente anche il nuraghe a torre con volta, no? Il classico, no? Probabilmente anche questo oggi a mio avviso dovrebbe essere portato intorno al 2000 a.C. Questa è una mia, diciamo, constatazione recente. E l'ho fatta perché questi nuraghi rotondi, no? Diciamo torre troncoconica con volta, trovano i simili in Corsica. Addirittura ravisiamo, oggi ieri ho scritto proprio un articoletto che ho mandato al mio collega Telanfranchi in Corsica, no? Perché dovrebbe metterlo insieme con un suo libro. In Corsica fortunatamente abbiamo due strutture del tipo del nuraghe a torre, no? Con volta, che sono datate al C14, importantissima, no? E le datazioni al C14 portano a date addirittura anteriori al 2000 a.C., altre invece del 2000 a.C. Allora, la planimetria, no? Spesse volte articolata così come appare in alcuni nuraghi della Sardegna, indubbiamente